È ora di scendere in pista a Montréal, la seconda città francofona al mondo, oltre che la dimora del Gran Premio del Canada dal 1978. Il circuito Gilles Villeneuve è uno dei più veloci della stagione, circa il 60% della pista viene percorsa full gas. Ci sono ben 14 curve, l'ultima delle quali ha una famigerata storia tutta sua e che potrebbe oggi essere causa di una safety car. A condividere con noi le emozioni della gara di oggi c'è Luca Filippi. Grazie per essere qui, Luca. Come vedi la gara di oggi e quali sono le condizioni del circuito? L'asfalto mi sembra piuttosto pulito, ma sono preoccupato per la temperatura. Il freddo potrebbe dare qualche grattacapo ad alcuni team per quanto riguarda gli pneumatici, perché sarà difficile portarli alla temperatura ottimale. Credo che le auto che sfruttano di più le gomme saranno quelle che avranno meno problemi. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position e in seconda posizione c'è Charles Leclerc. Per quanto riguarda il resto della griglia, Bottas, Vettel, Max Verstappen, l'uomo della pioggia, Stroll. Ole, ragazzi, siamo sesti, rispondiamo alle critiche dei due ritiri con un sesto posto mostruoso. Canada è una gara molto favorevole per noi. Romain Grosjean e Pierre Gasly, Ghiotto, Magnussen, Latifi, infine George Russell in ultima posizione. E adesso, raga, voglio tanti punti. Scusate. Io direi di tenere così, non è prevista pioggia, quindi va bene. E si parte, Gran Premio del Canada, gara da non fallire assolutamente, grande partenza. Verstappen con le medie soffre. Stiamo attenti adesso, grandissima partenza. Quinto posto comendiano. Adesso abbiamo i mostri. Sappiamo di non avere chance contro di loro. Però fare tanti punti sarebbe una cosa buona. Non ho capito, mi hanno chiesto una nuova rivalità con Kvyat, però cioè, dovrei avere ancora una gara con il Giovi, spero. Se no perdere con Giovi... Oddio, scusate, madonna. Dopo aver perso c'era sempre davanti nella rivalità, a perdere l'ultima gara mi girerebbero i maroni, Meno male che non mi ha dato avvertimento, cosa che invece in qualifica te la dà. Sono più permissivi in gara, Attenzione, yellow flag. Ma tutto a posto. Beh, questi vanno di un altro pianeta proprio. Qua bisogna fare un gran risultato, raga. È poco, ma sicuro. A questo punto speriamo in una gara comunque tranquilla. Quando sei davanti la preferisci sempre la gara tranquilla. Abbiamo già fatto più strada oggi che negli ultimi due Gran Premi, che bello. Queste sì, sono soddisfazioni. Ok. Peccato non essere all'ultimo giro. Mi porterei a casa un quinto posto pesante. Ok, comunque Verstappen la scelta delle medie. Adesso magari non paga, però bisogna capire più avanti. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un Sì, lo so. secondo Ho fatto dall'auto il miglior terzo settore assoluto comunque. Ok. Per il momento la situazione è positiva. Adesso però Verstappen sta arrivando.
Max arriva, Max arriva. No vabbè, Verstappen sei una pippa però, dai. Fai attenzione, c'è la virtual vabbè, cioè, ma... la velocità e mantieni positivo il delta. Alcune informazioni su Elbon. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. 2 ritiri. Verstappen ha esagerato, l'ha preso in quel posto. Errore di Verstappen. Errore di Max, non mi sento di avere colpa onestamente. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Io ho fatto la mia traiettoria, Verstappen ci ha provato ma non poteva assolutamente là superare, dai. Era proprio inaccettabile sta cosa. La virtual safety car Qualcuno è andato anche ai box? il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Ok, è andato anche di culo. Dopo vedremo il replay insieme. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Dopo 8 gare, primo diciamo episodio un po' da capire, però è anche vero che mi hanno sbattuto fuori in Azerbaijan, quindi insomma voglio dire, io ho fatto la mia curva, cioè secondo me non ci sono colpe per Veneziano, vedremo a fine gara però. Saremo tutti curiosi di capire con quella sosta è prevista tra l'8º e l'11º, qua Veneziano sbaglia, un po' nervoso. Hamilton è al primo posto. Gigi in primo posto. Chiaramente Verstappen adesso è in lotta per il mondiale, primo, può incazzarsi di brutto. Vabbè. Devo riresettarmi tutto raga perché quello che è successo mi ha lasciato un po' così. Devo stare attento perché la prossima è penalità. Verstappen la solita testa calda. Comunque fuori Albon e Raikkonen. Dai ragazzi, dai. Ah, Dio mio. Norris sta arrivando, vincitore del Gran Premio di Baku. Pazzesco. Distacco dall'auto davanti, 8,0 secondi. Un grande Lando. Qua ancora rischiamo di perdere l'avamposto. Io non ho danni comunque. Sta arrivando Norris, siamo in difficoltà. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Norris ci supera bene. McLaren molto più veloce rispetto a noi. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Grazie. Sono quelle belle notizie che ti fanno star bene. Niente, sta curva proprio non va. Sta curva è una chimera per Veneziano. Anche Norris se ne sta andando purtroppo. La curva dei campioni. Adesso ho paura a prenderla tra virgolette in pieno perché non se taglio è penalità. Brutte spalle di Damocle per Veneziano.
Ok. Chiat è molto vicino però. E c'ha il DRS ovviamente. Mamma come vicino Chiat. Male, male. Oh, Ghiotto non è messo male, però. Porca miseria. Si sta riscattando adesso Ghiotto. Ma io voglio Mick. Io pretendo Mick. Questa è presa meglio, però ho rischiato. Box, rientriamo in questo giro. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 2,2 secondi. Ok. Adesso andiamo ai box e speriamo di non avere tanto traffico, però non posso aspettare perché le gomme sono andate, con le soft poi ho problemi, lo sapete. Non male comunque, dai, stiamo prendendo già più ritmo. Peccato solo per quel problema con Max. L'altro dei due ragazzi giovani, Verstappen, che vuole vincere il mondiale veneziano, che si affaccia adesso. È così. Non vedo di avere la rivalità con Max. Oh, Giovinazzi ottavo. Gara stramba comunque. Ok. Siamo ai box. Nessuno va ai box adesso. Vai. Quantomeno non troviamo traffico, però tanti sono andati in regime di virtual. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Siamo contro Russell, attenzione. Porca miseria, abbiamo traffico. Che sfiga. Che sfiga, ragazzi. Trafficone. Proprio traffico che non ci voleva. Devono andare ai box subito, sti mignottoni. Ok, Ghiotto Luca è ai box. Luca ai box. Dai. Porca miseria. Russell, ce lo superiamo. Ok, Norris sta davanti, ma... Ok, teoricamente non abbiamo perso posizioni. Mamma mia che tensione adesso. Che fatica, Beppe. Sarà una gara lunga, lunghissima, quasi eterna. Ok. Ocon comunque deve andare ai box. Sì, non abbiamo perso posizioni. Ocon chiaramente alle medie, quindi rimarrà in pista parecchio.
Ok, siamo settimi, ma in realtà siamo sesti. Quindi la prima sosta ci è andata bene, abbiamo perso posizioni. Non solo con la Renault è veloce, quindi è dura superarlo in pista. Pare che è meglio non rischiare, però se riesco, poi adesso Norris se ne va. Adesso c'è la fuga norrissiana, però il ritmo c'è e questo mi basta intanto. Siamo tornati, ma il Canada è una gara che amo. Però le gomme molto più nuove. E adesso qua la possiamo tentare forse. Questo è proprio un super sorpasso. Grandissimo Kuma, grandissimo veneziano. Ti consigliamo di passare al mix 2. Terzo settore, migliore assoluto. Il compagno di squadra è 4,9 secondi. Qua possiamo fare veramente tanti punti se non facciamo cappelle. Comunque si sente tanto la differenza con i componenti a posto. 2,6 secondi. Forse veramente in Azerbaijan ho sbagliato, vabbè. Dai. Ok. Ci dobbiamo involare verso la gloria. Attenzione, yellow flag, bandiera gialla. Leclerc fuori. Safety car adesso che devo andare anche i box. Safety car adesso. Rallenta, mantieni positivo il delta. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Incredibile. Su DNF. Fuori Charles. Va bene, riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Pazzesco. Dai, che andiamo ai box. Devo andare ai box proprio in questo giro, fortunato stavolta. Norris è andato prima, quindi ci supererà ovviamente. Dai che riprendiamo la lotta. Ocon purtroppo è davanti a noi perché non si può, cioè l'ho superato nell'uscita dei box, ho dovuto ridare la posizione. Che bello, queste cose meravigliose. Adesso vediamo se riusciamo a portare a casa il sesto posto, sicuro spero, però è chiaro che mamma mia, quanto ho rischiato. No, vabbè, cagatissima, ma è andata bene. La pista è libera, bandiera verde. Cosa supero. Mamma mia. Mamma mia, ho fatto la pazzia, è andata bene. Siamo quinti. It's incredible, Kuma. It's incredible. It's fantastic, Kuma. It's fantastic. Se devo sfruttare là il doppiaggio che Stroll magari sta portando casini. Speriamo. Ma invece no, Ocon è già dietro a rompere i maroni. Alcune informazioni su Ricciardo. Il problema è così grave. Ricciardo fuori. Ricciardo fuori. Ricciardo fuori. Siamo in 18. It's incredible, baby. It's incredible, baby. It's incredible. Deve finire così, raga, voglio la top 5, la pretendo. Ce la meritiamo.
Là ragazzi, la McLaren è veramente una super macchina sto anno, mamma mia. Norris vola, lo vorrei anche Norris. Ma intanto ci prendiamo Mick. Non mi interessa il resto, io voglio Mick. Ok, il distacco è 2,4 secondi. Ma Ricciardo, subito ritiro anche per Ricciardo. Bandiera gialla. Yellow flag, Rick. Rick ha parcheggiato là. Ciao Rick, ciao bel Rick. Adesso è bello il ritiro di Gigi e di Bottas, che sono primi e secondi. Le Mercedes vogliono vincere il mondiale, c'è poco da fare. Verstappen ha fatto tanto, però secondo me ha sbagliato nella sfida con me di prima. Ok, DRS consentito, ripeto, DRS consentito. la vedo dura però di Norris, ho paura che è solo un piccolo sogno. Ma metterei 10 firme per il quinto posto, anche 11 raga. Ho tanti punti irridati. Tanti soldini che arrivano nelle casse. Speriamo. Ma stiamo buoni, manca ancora troppo. Certo il Canada è una roccaforte veneziana. Comunque vada. Ok. Abbiamo un buon vantaggio su Ocon, ma basta un erroretto, quindi non possiamo abbassare la guardia. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. E ci arriviamo, non preoccuparti. È il secondo settore, diciamo il settore che in questo momento ci sta creando più grattacapi. Bottas è in testa. Speriamo ragazzi, Bottas, manca un un giro praticamente e stiamo portando a casa un'impresa titanica. Comunque il ritmo è buono perché abbiamo distanziato da 2,6 Ocon. È vero che Sainz è lontano, però onestamente meglio di così non potevamo fare. Sei all'ultimo giro. Oggi veramente stiamo Il portando pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi. Accelera. a casa un'impresa incredibile. Sta maturando per Veneziano un risultato che è come una vittoria, raga. Sta Abbiamo maturando carburante a sufficienza per altri 3 giri. e godo. Ok. Il distacco dalla vettura davanti è 3,1 secondi. Ultimo rettilineo e poi si gode. Dai raga, tutti insieme a festeggiare. Tanto vince Gigi, ma è un'impresa che ha dell'incredibile. Oh yes, oh yes, oh yes. Grandissimi. Ok, gara finita. Fai attenzione. Non prendo la gomma e la porto a casa, niente, peccato. Pilota del giorno Pierre Gasly. Ma è veneziano a stupire il mondo. Oggi le
frecce d'argento. Grande Toto Un'altra Wolff. vittoria, fantastica. Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Vediamo se mi inquadrano. Il car ha chiaramente sconvolto la gara. È difficile stabilire cosa sarebbe successo senza il suo ingresso. Grazie Leclerc. Ha potuto sfruttarla al meglio e tenere una buona posizione. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Doppietta Mercedes. Ancora una volta la vittoria aspetta le frecce d'argento, un successo meritatissimo per la Mercedes. E adesso? Oh, champagne! Presto ci sarà anche veneziano. È pesante questa, molto pesante, livello attuale. Boom! E saliamo di livello, la la la. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Il leader della Beh, classifica ho girato anche aveva bene, qualcosa di meglio. Madonna, ho girato a 1,13 il mio fastest. Più interessante. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Oggi Sì, abbiamo 13 punticini, superiamo le Conen, Giovinazzi, Chiat, che sbocciami. Nella costruttori abbiamo 14 punti ovviamente, perché ne ha un punto anche Ghiotto. Vediamo come Bene, si presenta ora bene, la bene, classifica bene. del campionato Sono curioso di costruttori. vedere adesso la discorso della rivalità. Sta superando ogni aspettativa. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Non dico niente, ho visto il replay. Grazie per il tuo Diciamo ni. Comunque lo farò vedere. Diciamo che secondo me comunque alla azzardata. Vedi, ho perso la rivalità con Co, che schifo però, dai, l'ho perso proprio all'ultima gara, zio, che... Vabbè, contro Giovinazzi poi, contro un po' di scandalo di uomo. Che bello. Sono quelle cose che ti fanno proprio eccitare. Cioè, perdere la rivalità con Giovinazzi è la cosa più brutta dell'umanità. Purtroppo. Sono cose orrende. Ok. Abbiamo... possiamo fare... i guanti, vabbè. Abbiamo guanti nuovi. Ma qua adesso è mercato piloti. Se non possiamo ancora fare una mazza. Che bello, non capisco. Va buon raga, un saluto dal comandante veneziano, prossimo Gran Premio di Francia. Ciao!